Parliamo di rugby. Siamo in collegamento con Flavio Lupato, presidente della Rugby Riviera 1975. Presidente, innanzitutto buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera e grazie a voi. Allora, Presidente, per prima cosa le chiedo come è andato lo scorso campionato, sia per quanto riguarda il settore femminile e anche, e qui c'è una importante notizia, per quanto riguarda il settore maschile. Certamente, con la categoria femminile senior siamo diciamo, nel secondo livello nazionale, quindi nel campionato Serie A girone meritocratico a livello nazionale. Abbiamo fatto un discreto campionato, diciamo, secondo quelle che erano le nostre possibilità. Non siamo arrivati alla fase finale come la scorsa stagione, ma ci siamo andati abbastanza vicini, diciamo, confermando quelle che sono le nostre capacità, le nostre priorità, che è soprattutto di far crescere le ragazze più giovani, più futuribili, che ancora devono, diciamo così, sviluppare le competenze sufficienti per arrivare a più alti livelli. In particolare, quali giocatrici stanno emergendo? Ma allora noi abbiamo un gruppo di ragazze diciamo, un po' più esperte, veterane, come le sorelle Silvestri, Martina e Giulia. Abbiamo la nostra capitana Eva Bosello che sta facendo molto bene, sta crescendo nel ruolo. Abbiamo diverse giovani come la Zanetti che stanno crescendo. Insomma, c'è un bel gruppo che sta trainando e soprattutto sono un punto di riferimento per le nostre under 16, under 18, che non sono molte, ma finalmente anche nel settore giovanile, diciamo, si sta creando quella filiera che abbiamo creato in questi anni nel settore maschile. Ecco, a proposito di settore maschile, dicevamo che la scorsa stagione si è conclusa molto bene, ce ne vogliamo parlare? Sì, diciamo che dopo diversi anni in cui eravamo la prima squadra dei non eletti, come dire, nel passaggio dalla Serie C alla Serie B, quest'anno finalmente siamo arrivati alle fasi finali, vincendo all'ultima partita lo spareggio col Trieste, quindi con la serie, con la senior maschile siamo riusciti ad arrivare alla qualificazione in Serie B e quindi nella prossima stagione avremo il campionato nazionale Serie B maschile, che inizia ad essere sicuramente un campionato di prestigio e di livello ben più alto, impegnativo, ma per i quali i nostri ragazzi si sono qualificati molto bene. E sempre rimanendo al maschile, poi torneremo naturalmente a parlare del femminile. E per la prossima stagione, come avete organizzato, come avete allestito la rosa e lo staff tecnico e quali sono gli obiettivi? Allora, per il settore maschile abbiamo avuto in effetti un cambiamento abbastanza importante. Diciamo, il responsabile tecnico, che fino alla scorsa stagione, per diverse stagioni, è stato Mario Pavin, e il capo allenatore Nicola Pavin, sono stati, diciamo così, cambiati, nel senso che sono arrivati a fine ciclo e quest'anno abbiamo affidato alla squadra un tris di allenatori che già in parte l'anno scorso affiancavano chi c'era in precedenza, Nicola Simion, Gilberto Gazzato e Marco Zennaro. La compagine, diciamo, è nutrita dal punto di vista del roster giocatori, con diversi giocatori esperti, diciamo, che hanno avuto diverse esperienze di livello tra Serie A e Serie B in diverse squadre del Veneto, e con tanti giovani nostri che vengono appunto dalla nostra filiera, che sono un po' il nostro futuro e quindi su cui puntiamo molto per lo sviluppo delle prossime stagioni. Ma per il prossimo campionato voi sarete un po' la matricola oppure puntate a qualcosa di più? Ma diciamo che con le squadre di Serie B del nostro territorio abbiamo avuto in passato la possibilità di fare delle amichevoli, degli scontri, quindi misurarci già in qualche modo, e oserei dire che
potremmo giocare non certo per evitare l'ultimo posto della retrocessione, ma per una posizione tranquilla di metà classifica, dove poter affermare le nostre capacità in più di uno scontro diretto che, essendo un girone prettamente veneto, sarà ricco di derby, ovviamente. Tornando invece a parlare del femminile, anche qui ci sono stati dei cambiamenti, parlo dello staff, in particolar modo avete cambiato coach, head coach perché ora è passato al Villorba. Sì, sì, infatti abbiamo avuto questa notizia sul fine del campionato, appunto con la decisione del nostro precedente capo allenatore di passare ad altra società, ovviamente con delle aspettative diverse. Nel nostro caso ci siamo rivolti a una forza nuova, giovane al nostro interno, che si chiama Olaf Stocco, che diciamo, ha allenato già in passato ha avuto alcune esperienze al nostro interno 7-8 anni fa, poi si è trasferito per diversi anni in Irlanda e tra Australia e Nuova Zelanda, dove ha maturato diverse esperienze di appunto training in categorie sia maschili che femminili, e adesso che è tornato diciamo, dalle parti natie si è messo a disposizione, quindi insieme con il resto dello staff che è stato confermato, quest'anno prenderà in carico la compagine femminile, che ha un girone sempre molto impegnativo di livello nazionale, con trasferte a Roma, Napoli, Genova, eccetera, in giro per l'Italia, che quindi sarà sicuramente una sfida importante, come è stato negli scorsi anni, con in più diciamo, anche dell'esperienza magari e della freschezza che viene da esperienze internazionali. Un curriculum di tutto rispetto, insomma. Certo. Tornando alla squadra, o meglio allo staff, quali sono i programmi appunto dello staff del femminile? Allora, sì, appunto, con Olaf Stocco e Claudio Baracchi, che sono i due responsabili allenatori, con lo staff di preparazione atletica, diciamo, adesso c'è qualche giorno di pausa qui nella parte centrale di agosto, poi dal 23 si riuniranno con un periodo di pre-season, di allenamenti intensi, soprattutto sul piano atletico, per poi diciamo, iniziare la preparazione più tecnica specifica, dove abbiamo anche delle collaborazioni con altre società del territorio, come per esempio col Patavium Rugby, con cui abbiamo un'attività di tutoraggio e collaborazione reciproca con le loro ragazze che fanno parte del gruppo di quelle che possono giocare nel nostro campionato, e essere pronti poi per l'inizio della stagione, che a fine ottobre vedrà l'inizio appunto del girone di Serie A meritocratico. Ecco, e questo girone, questo campionato, come lo prevede, insomma, come se lo immagina? Allora, sicuramente sarà una sfida interessante. Il Napoli, che è tornato giù dopo un anno in Elite la scorsa stagione, quindi con un'esperienza di alto livello che è stata sicuramente provante per loro e magari gli avrà dato qualche spinta in più. Squadre già affermate come appunto Roma, Genova, Romagna, eccetera. Sarà sicuramente dura, anche perché appunto le trasferte lunghe e costose dal punto di vista della gestione, visto che sono il presidente della società, mi devo occupare anche di quello, sarà sicuramente sfidante. Però sul piano diciamo, delle opportunità, credo che la nostra compagine sia all'altezza per giocare diciamo, alla pari con tutti, anche perché finalmente, fortunatamente, recuperiamo anche qualche giocatrice che la scorsa stagione era forzatamente ferma per infortunio, come Anita Nespoli, che aveva subito un duro colpo la stagione passata, un anno fa, e quindi avremo sicuramente anche un po' più peso in mischia, che è sempre stato un po' il nostro punto, diciamo, Meno meno forte, forte, ecco. e cercheremo appunto di essere all'altezza per tornare magari a giocarci almeno la finale o i primi posti del girone, sicuramente.
Le chiedo un'ultima cosa, Presidente, visto che appunto lei ha abbondante esperienza sia per quanto riguarda il settore maschile che quello femminile, come vede in Italia il rugby maschile, appunto il movimento in generale, e quello femminile? Ma diciamo, viste le vicissitudini della scorsa stagione di diverse società di alto livello, le rinunce che ci sono state tra Serie A, Elite e Serie A maschile e le difficoltà anche di società come il Colorno che ha creato appunto questi piccoli aggiustamenti nelle composizioni dei gironi come il Colorno, Serie A femminile volevo dire, sicuramente è un momento di difficoltà perché diciamo, le risorse sono sempre, diciamo, sempre minori e le richieste per mantenere un certo livello più importanti sia di risorse economiche ma non solo, anche risorse umane, cioè trovare giocatori per avere i numeri appropriati per fare campionati di livello in tutte le categorie non è semplice e le società ovviamente sia nel contesto demografico sia nella competizione che c'è tra i diversi sport, le diverse opportunità non è sempre vincente per quanto ci riguarda. Sicuramente la federazione diciamo, è chiamata a fare un lavoro di riallineamento per cercare di consolidare la base che ovviamente è necessaria per sostenere poi anche l'alto livello. Nonostante si abbia un momento per esempio di buoni risultati sia di società di alto livello come la Benetton, le Zebre e la nazionale stessa, sicuramente la base del movimento manifesta una certa sofferenza. Chiarissimo direi. E dunque per averci parlato naturalmente del rugby riviera, ma anche del rugby in generale, sia ovviamente maschile che femminile, ringraziamo di cuore Flavio Lupato, presidente del Rugby Riviera 1975, per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci.